Stadio Lombardo Angotta di Marsala, ben ritrovati amici della Wisport con l'11ª giornata del campionato di Serie D. Il Marsala, ospite il Città di Messina, entrambe le formazioni vincenti nell'ultimo turno. Da una parte la squadra di mister Giannusa ha avuto la meglio sulla Cireale, dall'altra quella di mister Giuseppe Furnari ha avuto invece la meglio nel derby contro la CR Messina. Perde Bombara, la formazione giallorossa, al suo posto scala in difesa Fragapane, sull'esterno mancino allora ci va Cannino, in attacco confermati Di Vincenzo e Galesio, maglia bianca e inserti giallorossi per il Città di Messina, total blu per quanto riguarda invece il Marsala. Si può iniziare la prima occasione e di marca locale con il pallone che arriva a Candiano, bello il colpo di tacco a servire Balistreri, pallone alto sopra la traversa, ci ha provato subito il Marsala con questa conclusione che però è andata alta. Ancora in avanti padroni di casa con la sfera verso Barraco, poi c'è la conclusione dalla distanza da parte di Prezzabile, pallone che si perde sul fondo, prova a reagire il Città di Messina con Galesio, serve Cardia che prova a controllare Mancino, di Cardia dalla distanza, pallone tra le braccia del portiere Giappone, ancora Città di Messina, bella la penetrazione di Cardia, la sfera arriva a Canino che mette dentro sul secondo palo tutto solo, Fofana stoppa, prova il tiro, la difesa del Marsala rimpalla la migliore occasione del Città di Messina, ancora Fofana protagonista, pallone sul secondo palo dove c'è Thomas Berra, il tentativo dal limite dell'area del difensore argentino, va a fare la barba al palo, dall'altra parte lancio di 60 metri verso Barraco che stoppa il pallone, mette dentro di prima intenzione, arriva il gol dell'1-0 del Marsala, segna Balistreri, tutto solo se l'è perso in questo caso Alessandro Fragapane. Sul perfetto assist di Barraco il Marsala alla prima vera occasione da gol ha trovato la via della rete e vantaggio è 1-0 e di lì a poco si chiude anche il primo tempo. Il gol nel finale da parte di Balistreri vale i 3 punti fino a questo momento al Marsala, deve reagire in qualche modo il Città di Messina, entra Santi Feolasè al posto di Calcagno, si schiera con un 3-4-1-2 adesso il Città di Messina, ma chi si fa pericoloso è ancora il Marsala con Prezzabile, qui Paterniti deve distendersi per evitare il gol del 2-0, prova a sfondare qui Bellopete, serve palla verso Cardia, conclusione dai 20 metri, pallone deviato in calcio d'angolo. Ancora Città di Messina che vuole trovare a tutti i costi il gol del pareggio, Fragapane verso Feolasè, stoppa, prova la conclusione, pallone di poco al lato, buona chance per il Città di Messina che poco dopo però va a capitolare al Lombardo Angotta, qui penetrazione dalla destra dei giocatori del Marsala, bellissima triangolazione, una carambola impazzita per il neoentrato Manfrè che trova il gol del 2-0 e il gol dell'ex per Manfrè, per lui 7 gol in maglia Città di Messina. Nel corso della carriera viene ammonito per essersi tolto la maglia di lì a poco. Titoli di coda sul match, triplice fischio al Lombardo Angotta, vince il Marsala per 2-0 contro il Città di Messina, la 6ª sconfitta in campionato. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima.